Benvenuti nel notiziario di Matto Scacco, dove prendiamo tutte le news del panorama nazionale e internazionale sul mondo scacchistico. Oggi parliamo del Title Arena di Lichess, uno dei tornei più importanti per quanto riguarda le competizioni online, dove possono accedere solo i giocatori titolati, maestro, maestro FIDE, maestro internazionale, gran maestro. La competizione è altissima e giusto per farvi un'idea, se provate a cercare chi sono stati coloro che sono andati nel podio nelle scorse edizioni di giugno, marzo, aprile, o anche provate a guardare le edizioni del 2021, notate che sul podio ci sono Nakamura, Firouzja, Naroditsky, quindi ci sono giocatori veramente di alto calibro. Ma questa arena di luglio è stata vinta da un maestro internazionale. Si chiama Min Lee e dicono che sia il maestro internazionale più forte di tutti i tempi. Perché? Perché su carta attualmente, se andiamo a vedere la sua schedina sul sito della FIDE, ha 2527 punti per il gioco standard. E dicevo, com'è che un maestro internazionale 2005 dovresti essere gran maestro? Perché a un certo punto a quei livelli non basta solo raggiungere il punteggio richiesto per andare alla categoria successiva, ma devi avere anche le norme, uno scaglione in più che devi avere per dimostrare agli altri che vali veramente. Ma attualmente ha ottenuto la terza norma per diventare gran maestro, quindi al prossimo aggiornamento della FIDE la sua schedina sarà aggiornata da maestro internazionale a gran maestro, e ha vinto con ben 19 punti di scarto dal secondo. E sapete chi era il secondo classificato? Hikaru Nakamura, colui che è famoso per il gioco Blitz. Ha pubblicato anche questo libro, Scacco Matto in un minuto, un libro che ho letto, nulla di che, divertente, ma non è che possiamo veramente trarre qualcosa di importante da questo libro. Ad ogni modo, Nakamura è arrivato secondo. È stato divertente vedere anche come Nakamura ha partecipato a questo torneo. Noi sappiamo che Nakamura è un grande streamer, streama in diretta su Twitch con milioni di follower che lo seguono, e praticamente mentre era lì che si annoiava, che guardava qualche partita, un suo follower ha scritto: senti, ma guarda che c'è il Title Arena su Lichess, perché non giochi? E lì calò il silenzio. Dopo attimi di panico, dice vabbè, perché no, andiamo a giocare. E quindi ha iniziato a giocare in diretta davanti a tutti questo torneo, se non fosse che ogni tanto arrivavano momenti di gelo, perché arrivavano dei messaggi privati in chat su Twitch, ed erano dei messaggi molto probabilmente di chess.com, dato che è un giocatore pagato da chess.com per streamare. Quelli che stanno ai piani alti, chess.com, non hanno ritrovato molto corretto il fatto a un certo punto di andare su un'altra piattaforma gratuita come Lichess e streamare, tant'è che nel 2020 c'era già stato un piccolo dissing tra Naka e colui che sta ai piani alti di chess.com, che è il grande Daniel Rensch, che sul suo Twitter aveva pubblicato le seguenti parole: chi ha detto che Nakamura non può giocare su Lichess? È vero, chess.com lo sponsorizza, ma lui è libero di giocare dove vuole. E alla fine ha aggiunto: i nostri ragazzi è vero che sono pagati, ma loro scelgono di stare da chess.com per loro scelta, non perché sono retribuiti. Insomma, questa roba appunto degli scacchisti, che una volta che vengono poi foraggiati da un sito che non possono giocare sugli altri, sicuramente rende loro degli ostacoli. Ma così come ci sono un pochettino in tutti gli altri sport, ora non ne farei un affare di stato, ma la cosa è diventata molto divertente per le facce di Hikaru e per tutti i meme che sono nati online. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima.